Questa è la strada, si arriva di lì. Non notate niente. Ok, questa è la strada dove si passava prima, che era sempre immaltata, non notate niente. Questa è la strada nuova. Questa è la strada che abbiamo fatto io e Ghiro con il fuoristrada. Ti ricordi, Ghiro? Per la Smart grigia. E infatti qua si ricollega a quella di prima, che era sempre impantanata. Non notate niente, proprio niente. Qua c'è passato il mondo. Ok, poi ci si passava in macchina. Ci si passava in macchina tranquillamente, no? Sulla curvetta. Il problema è che dopo la curvetta non c'è più niente. Non ci riesce a passare quel camion, con le macchine. Poi dove si passava prima con la macchina? Che bordello! Addirittura il fiume si è diviso, scorre anche all'interno adesso. Vedete? E qua si passava con la macchina prima. Tutta sta roba è stata trascinata dal fiume. Pesissimo. Che facciamo? Noi avevamo con la macchina qua tranquilli, uscivamo, vi ricordate? Si usciva di qua, e poi c'era tutto. Solo che il problema è che adesso c'è il fiume. Anche le cascate. E strapeso. Vedete, si usciva di qua
ricordate, c'era l'arbusto questo, e voltavi l'angolo e c'era tutta la distesa. Bene, però la distesa non c'è più, o meglio, vedete questo scorcio qua, lo riconoscete, no? Si usciva da lì con la macchina, da lì c'era il fiume, no? Si arrivava a piedi da lì, si usciva con la macchina di qua. Bene, lì dietro c'è il fiume, quello che vi ho fatto vedere adesso. Adesso è tutto così. Forse è anche più suggestivo, il problema è come arrivarci. Sradicoma. Questa... Qua ci si passava con la macchina tranquillamente, ricordate? No? Questa era la strada. Qua c'era con la macchina, poi qua c'era tutto, si parcheggiava la macchina, e qua è dove c'è tutta la festa. Il problema è che adesso sono delle montagne di sabbia, non c'è più, cioè, a meglio, non c'è più la piana. Qua c'era la console in teoria, dietro le tende. Qua c'era il posto delle tende. Qua c'è passato un to' di acqua, guardate. Ehi! È un video, sto documentando. Qua c'erano le tende, qua c'era sempre dove ci mettevamo le macchine. È anche un po' più bellino, volendo. Il problema è che non ci si arriva in macchina. Lo spazio per farlo c'è. Anche qua. Anzi, forse più avanti è più bello. Il problema è quel nodo prima. Se non riusciamo ad arrivare qua con le macchine è un bel problema. Il posto è anche più bellino qua. E un po' più avanti, c'è anche un culo nudo là in fondo. Comunque. Si è mangiato un tot di roba. Quella è la piana dove facevamo la festa, in mezzo a quel buco lì c'era tutta la spiaggetta. Ciao! Sì?
Questo è quanto.